Siamo qui per parlare della relazione con il territorio. Il nostro ospite di oggi, che ci terrà, insomma, ci spiegherà un po' di cose, ci dirà la sua esperienza, è il dottor Maurizio Padovan, e ci sarebbero molti modi per presentarlo. È venuto spesso, ci conosce, diciamo che dal 2008 dirige il centro di ricerca e formazione Toniolo di Padova. È sicuramente una persona molto impegnata sul territorio, nel sociale, e sicuramente ci potrà dare il suo punto di vista su questa importante tematica che trattiamo da anni, ma che mai riusciamo a vivere pienamente, o non riusciamo mai magari con la quale non riusciamo mai a relazionarsi in maniera importante. Ciao a tutti, io sono Rossella. E come ci è stato raccontato e ricordato un po' ieri dai relatori che abbiamo incontrato a inizio giornata, la nostra è un'associazione che ha senso di esistere perché è radicata in un territorio capace anche di rispondere alle esigenze e ai bisogni che prima di tutti i ragazzi ci portano, insomma. Ci piaceva recuperare solo due concetti che sono stati espressi ieri e che secondo noi davano il giusto inizio all'intervento di oggi. Uno era riferito al fatto di essere capaci di essere communitas, quindi comunità, una comunità dove è intrinseco il dialogo con il territorio, quindi un'apertura. E questo era direttamente collegato al fatto che non possiamo correre il rischio di diventare una comunità immune, quindi non più sensibile o capace di leggere quello che accade intorno a noi, ma che a un certo punto diventa autosostenibile e, come dire, guarda il proprio orticello e va avanti su quello che è il proprio tracciato. Giusto perché sappiate, allora adesso ci sarà l'intervento e dopo ci piacerebbe che potesse emergere un dialogo, insomma un confronto. Come vedrete è un intervento anche molto interattivo, quindi se emergeranno appunto spunti di riflessione e tutto, l'ultima mezz'ora sarà appunto riservata e il nostro ospite è ben contento, insomma, di poter anche confrontarsi con noi su alcuni aspetti che magari ci interessano maggiormente o alcune tematiche, insomma, che ci toccano di più. Quindi senza altre esitazioni lascio la parola al dottor Padovan. Bene, buongiorno, grazie, scusate per qualche inconveniente tecnico, ma poi i vostri colleghi hanno detto non c'è nessun problema, risolviamo tutto, infatti funziona tutto. Sentite una cosa prima di tutto, con chi già ci siamo visti? Perché alcuni di voi probabilmente mi hanno già incrociato da qualche altra parte, oppure no? Sì, adesso riconosco, no, siccome riconosco qualche faccia, però non è una brutta cosa, potete alzare la mano, giusto? Poi non lo diremo a nessuno, no? Che ci siamo frequentati in altre occasioni, ma siete pochi, però scusate, alzate la mano, perché così evito di citare alcune cose oppure siete pochissimi, questo è positivo. Questo è positivo, vuol dire che quelli che sono venuti l'altra volta non sono più tornati. No, giustamente, le cose non vanno ripetute, vanno assorbite bene una volta e poi si fa altro, no? Questo è un altro limite delle associazioni. Questo è un altro limite delle associazioni, dei gruppi, del territorio, cioè una sorta di coazione a ripetere. Perché ripetendo si apprende meglio, non è così, non è chi ripete 5 volte la stessa classe più preparato di chi l'ha superata il primo anno, d'accordo? Non è proprio così, funziona come la scuola. A volte la coazione a ripetere è una scusa per non fare il salto di qualità, e questo è indice di immaturità, quindi per questo io sono molto contento di quello che sto vedendo adesso, perché ci siamo visti bene a Cerea, era il 2013? 13? No, vi vedo preparati perché è roba vostra, quindi ecco, ci siamo visti lì e il tema era vivere la speranza nella città dell'uomo?
Sicuri? Era così. E c'era il grande tema della città, a me fu affidato il tema della politica e poi quel tema dell'impegno politico, della partecipazione, poi quel tema lì mi ha accompagnato nelle parrocchie, nei vostri incontri di zona con i capi, eccetera, eccetera, per tutti questi 4 anni. Insomma, ho girato molto le varie comunità con grande piacere del territorio. Vivere la speranza nella città dell'uomo, e oggi parliamo di intreccio di passioni, di relazioni con il territorio, e quindi mi sembrava interessante recuperare quella connessione lì. Anche questo, altro punto, se prima abbiamo già visto il tema della coazione a ripetere che non è indice di maturità, non è indice di maturità quando ci ripetiamo ogni anno le stesse cose e non verifichiamo che alcuni passi siano fatti, così non è indice di maturità e rispetto per le energie che mettiamo in campo quando ci dimentichiamo del percorso fatto. Spesso la coazione a ripetere e il dimenticarsi del percorso fatto sono legate, no? Perché se mi dimentico che cosa ho fatto lo posso ripetere senza essere accusato di coazione a ripetere, perché non me lo ricordo più che cosa ho fatto, perché non lo recupero. Non sto giocando con le parole. Però se l'altra volta abbiamo ragionato sul vivere la speranza nella città dell'uomo, io sulla città devo sapere tutto. E quindi sul territorio devo sapere tutto, e quindi all'incontro di oggi arrivo con uno zoccolo duro, preparato, perché l'associazione in questi anni si è mossa in quella direzione. Ecco perché a me interessa recuperare quello che abbiamo fatto molto tempo fa, ma anche questo è un modo di lavorare. Ciò che abbiamo fatto non è perduto e quindi è recuperabile, e quindi non lo ripeto, e quindi mi aspetto di aver fatto dei cambiamenti. Altrimenti il rischio è quello che ci troviamo a dire: è una decina d'anni che faccio il capo, è una quindicina d'anni che faccio il capo, è una ventina, c'è qualcuno che ha da 20 anni il capo? No, anche questo non è una brutta cosa, si può alzare la mano. Mi scusate? E sento dire sempre le stesse cose. No. Può essere, no? Che ci sia questo rischio, ovviamente non ho detto che è così, può essere che rispetto ad alcuni argomenti si senta dire: beh, ci ripetiamo sempre le stesse cose e non facciamo un passo in avanti. Va bene? Ecco, allora, recuperando 2 passaggi nostri, abbiamo già fatto 2 punti importanti, secondo me, della nostra relazione, del nostro incontro. Allora, sullo sfondo corre un video, qualcuno di voi l'avrà riconosciuto anche un po' con la musica, che è Ha perso la città di Nicolò Fabi, questo cantautore molto sensibile ad alcuni temi esistenziali, direi. E allora vorrei che ci regaliamo un minuto per ascoltare la canzone, magari la facciamo partire dall'inizio. Alla console in regia un applauso, Rachele. La cosa sta così, adesso smorziamo un po' l'applauso, che non era poi tanto entusiastico, quindi dai, datevi un po' di... Lei era qui, no? Allora sono passato davanti, dico, poi una volontaria a caso verrà ad aiutarmi qui davanti, no? E c'era lei, no? Quindi quando ho detto: ma c'è qualcuno che vuole usare il computer? Per evitare di vedere davanti. Va bene Rachele, partiamo, audio, e ci guardiamo un po' questo video. Hanno vinto le corsie preferenziali, hanno vinto le
inglese, il cibo è giapponese, i locali modaioli frequentati solamente dalle lenze tutte uguali, le montagne di immondizia, gli orizzonti verticali, le giornate alterne e le polveri sottili hanno vinto le filiali delle banche, hanno perso i calzolai e ha perso la città, ha perso un sogno, abbiamo perso il tempo per parlarci, ha perso la città, ha perso la comunità, abbiamo perso la voglia di aiutarci. Ferma pure, Rachele, grazie. E mi apri il testo? Ok, qualcuno di voi sicuramente la conosceva, forse non avevate visto bene il video, ma sostanzialmente è una ballata sullo stato delle nostre relazioni, della nostra convivenza sul territorio, per cui mi piaceva, prendiamo un po' lo zoom, giù se vuoi, a destra, in basso a destra, mi piaceva vedere con voi un po' il testo, lo leggiamo insieme e poi passiamo oltre. Intanto mi avete visto un po' girare, sono andato dietro così, anche se ho disobbedito al cameraman che mi ha detto devi stare tra la prima sedia e la settima sedia. Faccio molta fatica a stare dentro questi spazi. Avete visto che abbiamo anche modificato la nostra scenografia, non c'è una scrivania. Perché questo? Perché in realtà non c'è un punto preferenziale, terzo punto, non c'è un punto preferenziale per osservare il territorio, e questo genera una fortissima responsabilità in ciascuno di voi. Caspita, ma io non sto in comune, quindi se non sto in comune non riesco a... Ma io non sono nel consiglio pastorale, quindi se non sono nel consiglio pastorale non riesco a... ma io studio ancora, quindi siccome non lavoro non riesco, e quando lavoro non studio più, allora siccome non studio non riesco a... Cioè c'è sempre un motivo per perdonarsi o perdonarci un pochino la disattenzione che abbiamo nei confronti di ciò che ci circonda. Il modo migliore per osservare il territorio è entrarci dentro e stare dentro, e magari ti accorgi che girando si sente bene il video anche lì in fondo, la canzone, così fai anche una verifica di questo tipo e incroci, credo forse la più piccola scout di oggi, o forse ce n'è qualcun'altra, Alice, che è nata il 30 ottobre scorso e che ha giusto 9 giorni in meno del mio bambino, quindi mi ha fatto molta tenerezza vederla. E sono andato a salutarla. Non la conosco, però muovendomi sul territorio incrocio una fonte importante. Se non mi fossi mosso e agganciato, protetto alla mia scrivania, che però abbiamo portato via, io non avrei conosciuto un pezzo di questa mattinata, un pezzo importante. Ora salutiamo anche il papà che vedo sta uscendo. Ok? Io così sono in relazione con gli altri, mi metto in relazione con gli altri, accolgo le differenze, le vedo, le seguo. È importante anche da parte nostra rendere direttamente coerente ciò che diciamo con quello che facciamo. Posso parlarvi di relazioni con il territorio rimanendo incollato alla scrivania? Voi vi dovreste alzare e andare via, cioè voi dovreste come dire, irritarvi o segnalarmi profondamente questa coerenza. Tra l'altro so benissimo che tra di voi, come sempre nella comunità ascoltante, c'è sempre qualche contestatore di sua natura e sta già contestando quello che sto dicendo, e questo è molto sano, e quindi
emergete pure, fate domande subito, interrompetemi, dite la vostra, perché cerchiamo di fare stamattina qualcosa di un po' più dinamico, no? Non magari non fermarci poi mezz'ora prima per raccogliere le domande. Se le avete discutiamo direttamente, d'accordo? Perché fa parte del gioco. Il territorio si scopre lì nel momento in cui ci stai, in cui lo vivi. Non è che c'è un dopo, non c'è un momento opportuno per farlo, non c'è un momento opportuno per conoscere Alice, perché altrimenti io non la vedrò più Alice da qui alla fine. D'accordo? Ok? Quindi intervenite, va bene? Vediamo il testo un attimo. Allora, hanno vinto le corsie preferenziali, hanno vinto le metropolitane, hanno vinto le rotonde e i ponti a quadrifoglio dalle uscite autostradali. Che cosa ci vuole dire qui? Le corsie preferenziali? Andiamo di fretta. Prego? Andiamo di fretta. Andiamo di fretta, nome? Alberto. Alberto, grazie Alberto. Andiamo di fretta, e quando andiamo di fretta non abbiamo il tempo di osservare, di incontrare gli altri, non ci diamo il tempo di incontrare di entrare dentro una relazione e quindi di incontrare le differenze, gli altri da noi, no? Hanno vinto le metropolitane. Che caratteristica hanno le metropolitane? Sono nome? Alessandro. Stanno sottoterra, e poi la metropolitana che cosa fa? Omologa un po' tutti, abbiamo tutti la stessa faccia in metropolitana, la stessa faccia, gli stessi comportamenti, no? In particolare la metropolitana è così, quindi siamo tutti uguali, non ci incontriamo. Hanno vinto le rotonde e i ponti a quadrifoglio, di fatto, che si aprono dalle uscite autostradali, e ci dice che le uscite autostradali sono diventati i nuovi network del territorio. Erano le città murate un tempo, no? Dei parchi, il fiume, il collante di una comunità, d'accordo? Chi aveva il controllo di un punto strategico aveva il controllo delle relazioni. Pensate a Venezia. Venezia è stata una grandissima repubblica, uno dei più importanti stati al mondo, di cui abbiamo menzione, dei più lunghi e gloriosi stati al mondo, la grande repubblica serenissima, senza avere di fatto territorio, ma controllando i punti delle relazioni. È stata quella la genialata dei veneziani, e dovevo citarla questa cosa, essendo oggi a ridosso del mare. Sono importanti, è importante controllare dove c'è il traffico di relazioni, dove passano le relazioni, e quindi non è tanto, attenzione, anche questo è un altro errore che spesso facciamo quando ci relazioniamo al territorio, non è tanto importante governare lo spazio, ma è essere pronti ad attivarsi nel tempo, cioè governare il tempo più che lo spazio. E con questo, questa è una citazione importante di Papa Francesco, in cui dice che il tempo supera lo spazio. Noi siamo spesso condizionati e educati a governare lo spazio, a costruirci uno spazio più grande, d'accordo? A costruire quindi fortini, ad aggredire per conquistare più spazio, oppure a difendere per conservare il proprio spazio. Pensate, lo diciamo anche, no? I feudi elettorali, ad esempio, no? La griglia della polenta nel comitato Sagra è un fortino da difendere, giusto? Guarda, sulla griglia della polenta, guardate, si può scherzare su tutto, però la griglia della polenta, guardate che la griglia della polenta è identica ai feudi elettorali, alle corporazioni dentro i consigli comunali, alla guerra tra stati. È la stessa dinamica relazionale e di uso del territorio. Difendo, attacco, conquisto, tengo fuori, escludo. Un muro esclude, non è solo Donald Trump che costruisce i muri, no? Un muro esclude. Beh, il limite della griglia della polenta esclude oppure include?
che cosa dice Papa Francesco? Nella nostra posizione di potere abbiamo certamente il governo di uno spazio, di una città, di un territorio, di una comunità, d'accordo? Ma non dobbiamo lavorare nella posizione di potere alla conservazione di quello spazio, all'allargamento, alla sua difesa, ma dobbiamo lavorare nel tempo. Cioè è molto più importante godere della propria posizione attraverso l'attivazione di processi nel tempo che addirittura potrebbero annientare quella posizione di potere e annientare addirittura se stessi. Quindi la mia posizione non deve essere orientata alla conservazione di uno spazio, ma all'attivazione di processi di cambiamento che potrebbero addirittura annullare il senso della mia posizione. Cioè noi potremmo accorgersi, faccio un esempio, se io fossi il responsabile di un'associazione, e lo sono stato, nel momento in cui ne prendo le redini potrei avviare un processo di cambiamento che è così rivoluzionario ed è il bene di quell'associazione che può arrivare ad eliminare la mia stessa figura, perché non serve più, perché a queste condizioni non serve più, perché il mondo accanto a me, intorno a me è cambiato. E guardate che spesso invece le posizioni di responsabilità e di potere sono conservative, non sono migliorative, ed è per questo che il nostro paese è in un pantano. Voi sapete che nel pantano più acceleri più vai sotto. Ok? Quindi qui il tema, anche questo è un altro punto interessante, il tema del tempo e dello spazio. Se avete da capi piccole posizioni di potere, mi aspetterei che qualcuno mi chiedesse che cos'è il potere. Qualcuno ha un'idea di cosa sia il potere? Prego, nome? Pietro. Avere la possibilità di influenzare anche altre persone. Benissimo, la possibilità di influenzare, ecco è tornata Alice, ciao Alice. Avere la possibilità di influenzare le cose, di cambiare le cose. Altra definizione? Nome? Patrizia? Prendere decisioni, e certo, se ho la possibilità di cambiare le cose, come le cambio le cose? Prendendo decisioni. Decisioni letteralmente significa tagliare, no? Una cosa tagliata non torna più com'era, ok? Oppure? Prego? Alberto, Sì, bravo. agli altri le scelte. Alberto dice imponendo anche questa cosa, e certo, è anche impopolare, no? Questa cosa. Altro? Prego. Esercitare una relazione che limiti un po' la libertà dell'altro. Entriamo in una questione un po' particolare, no? Bisogna anche limitare la libertà altrui, è la regola un po' della convivenza, no? Allora, in effetti in scienza politica si dice la facoltà di imporre la propria volontà agli altri, questa è la definizione proprio in scienza politica. Benedetto XVI dice del potere, in 3 parole, con la sua grande sintesi, capacità di sintesi, dice è dovere di servizio, appunto. Il potere è dovere di servizio, quindi sparisce la parola imposizione, che a volte sparisce la parola limitazione, spariscono parole insomma che poi ci mettono un po' in difficoltà, vero? Chi è in una posizione di potere è in un dovere di servizio. Il potere è dovere di servizio, sbaraglia via secoli di scienza politica, di studi, no? Arriva con il suo Gesù di Nazareth qualche anno fa e scrive: guardate che il potere è dovere di servizio, più in alto stai più a servizio sei. Banale, le cose banali sono difficili da dire. L'estrema sintesi ve la ricorderete tutti adesso, 3 parole: dovere di servizio, tra cui una è una preposizione peraltro, insomma, dovere di servizio. Allora, se è dovere di servizio, sparisce la dinamica della conservazione del potere, capite? Ma dell'avvio di processi di cambiamento anche nella città. Va bene? Seconda strofa. Dove siamo? Qui, ok. Hanno vinto i parcheggi in doppia fila, cioè il non rispetto delle regole.
quelli multipiano vicino agli aeroporti, le tangenziali alle 8 di mattina e i centri commerciali nel fine settimana. Anche qui i nuovi network, i nuovi luoghi di relazione, di incrocio sono le uscite autostradali, sono gli aeroporti, sono i centri commerciali, sono le tangenziali alle 8 di mattina, dove siamo tutti insieme ma siamo tutti soli. Cioè sono luoghi affollati ma dove non esiste la relazione e neanche la possibilità di relazione. Cioè se voi vedete oggi noi ci ritroviamo tutti insieme in luoghi dove non è possibile entrare in relazione. Quindi quando voi fate un convegno, un seminario, un incontro per rilanciare l'azione associativa sull'intreccio di passioni, di relazioni con il territorio, relazioni con i ragazzi, relazioni tra di voi, dovete sapere che davanti abbiamo Golia, perché noi siamo educati da quando dormiamo, a quando ci svegliamo, a quando usciamo di casa, a stare in luoghi dove stiamo, pur stando tutti insieme, siamo messi nelle condizioni di non relazionarsi. Avere questa presa di consapevolezza è importante perché ci permette di dimensionare la forza di Golia. Davide ha battuto Golia, aveva una sola chance, un solo sasso, una sola fionda e una sola possibilità e un solo colpo, vero Alberto, a disposizione. Ragazzi, se lo sbagliava c'è la storia, Golia era una fonte inesauribile di rabbia, avrebbe fatto a brandelli Davide. Golia che cosa ha fatto? Ha sottovalutato Davide. Fatevi sempre sottovalutare, è una buona cosa, ma per agire. Fatevi sottovalutare, ma per agire. Quando invece dicono che gli aggesci, gli scout sono sempre bravi, sempre a disposizione per il servizio d'ordine, se c'è qualcosa ci sono loro, quando ci sono loro funziona tutto, eccetera, vi hanno già fregato. No? C'è bisogno di un altro servizio da parte vostra oggi. C'è bisogno di più del servizio d'ordine, ci vuole un servizio di disordine. Cominciate a fare il servizio di disordine in questo paese, che c'è bisogno di attivare processi di cambiamento che non sapremo dove porteranno, ma c'è bisogno di questo. Guardate che anche il servizio d'ordine serve a tenere le cose come stanno. Ok? Avanti. Andiamo su? Infatti hanno vinto le corporazioni, cioè le corporazioni sono quei limiti spaziali rispetto a categorie dentro i consigli comunali. I consigli comunali sono il luogo della comunità, della relazione con il territorio, giusto? Delle rappresentanze. E dentro i consigli comunali hanno vinto le corporazioni, cioè gli interessi particolari. E quella è la fine delle nostre città, è la fine della speranza dell'uomo. Vivere la speranza dentro la città dell'uomo. Chiaro, ma se vincono le corporazioni, cioè gli spazi contingenti, i loschi affari quindi dei palazzinari, i palazzi che sono cresciuti in questo Veneto attorno a noi sono stati finanziati dalla nostra finanza locale. C'è qualcuno di Asolo, Montebelluna, l'altro trevigiano qui? Nessuno? Nessuno? Treviso? Nessuno? Ah, ok, comincio qua. C'è qualcuno di Vicenza? Dell'entroterra vicentino? Sono stati finanziati con la nostra finanza locale, i loschi affari dei palazzinari. Sono stati progettati da geometri e architetti che sono sul territorio, anche da voi, anche da voi. Sono stati autorizzati da consigli comunali, sindaci, assessori, che sono i vostri fratelli, sorelle, zii, cognati, nipoti, eccetera, eccetera. D'accordo? Non sono
dipesi da Osama Bin Laden, no? O dall'ISIS o da Lehman Brothers, da cose molto lontane da noi, siamo noi. Gli alberi umani e le case popolari, bed and breakfast affittati agli studenti americani, d'accordo? C'è un territorio che comincia a diventare privo di identità. Andiamo avanti? Hanno vinto i superatici a 3.000 euro al mese, quindi cose che non hanno nessuna connessione con le possibilità del posto, con il nostro territorio. Le cose che sono state fatte non sono per l'uomo. Questo sta dicendo, no? Purtroppo hanno vinto anche le persone sfruttate, in maniera ipocrita. Hanno vinto i pendolari, cioè quelli che in maniera drammatica si devono spostare, fare chilometri e chilometri ogni giorno e non sanno se stanno vivendo in una città oppure in un'altra. Guardate che quando vincono così tanto i pendolari vuol dire che nessuno presidia niente. Come fai ad essere attivamente inserito in un contesto se sei continuamente sballottato da una parte all'altra? Prego? Ha perso la città, ha perso un sogno. Ma vivere la speranza nella città dell'uomo significa avere un sogno. Per avere speranza ci vuole un sogno. Dobbiamo anche fare questo sforzo di riempire le parole di contenuti. Ieri sono sicuro che con Johnny Dotti, io non ho sentito l'argomento, ma Johnny Dotti entra nella carne delle parole, le fa carne, altrimenti non le vuole sentire, le sbaraglia, d'accordo? È uno che ha provato a dare un corpo a... Allora, quando io sento dire vivere la speranza nella città dell'uomo, dico qual è il tuo sogno? Perché senza sogno non c'è speranza. Abbiamo perso il fiato per parlarci, l'avevamo già visto, ha perso la città, ha perso la comunità. Di comunità avete parlato ieri, immagino. Abbiamo perso la voglia di aiutarci allora. Vabbè, ma insomma questo ce lo diciamo sempre. Andiamo avanti? Hanno vinto le catene dei negozi, le insegne luminose sui tetti dei palazzi, le luci lampeggianti dei semafori di notte, i bar che aprono alle 7. Ha vinto l'omologazione. Ha vinto l'omologazione. Andiamo avanti? Hanno vinto i ristoranti giapponesi. Mi piace da morire sto pezzo. Che poi sono cinesi anche se il cibo è giapponese. Cioè ha vinto la confusione, non riusciamo più a ricondurre una cosa alla sua origine, non la riconduciamo più. I locali modaioli frequentati solamente da bellezze tutte uguali. Da un lato l'omologazione, dall'altro la perdita di identità. Il giapponese che poi è cinese, ma il cibo è giapponese fatto alla cinese, vuol dire che si è persa l'identità, si è persa la tradizione, la cultura, la possibilità di portare avanti, e quindi siamo nel pieno dell'omologazione. Le montagne di immondizia, gli orizzonti verticali, le giornate a targhe alterne e le polveri sottili, l'ipocrisia sostanzialmente, no? Noi stiamo distruggendo il creato, voi siete molto sensibili a questo, infatti io di territorio non parlerò di ambiente perché sull'ambiente voi sapete tutto e lo lascio perdere. Prendo il territorio come spazio e luogo di relazioni. E ha vinto l'ipocrisia delle giornate a targhe alterne e polvere sottili. Ma qui serve un servizio di disordine. Possiamo continuare a dirci che ogni tanto a marzo e a novembre facciamo le targhe alterne per le polveri sottili? È una stupidaggine assoluta. Noi la accettiamo perché siamo così ordinati e così disciplinati che lo facciamo. Poi ci sono tutte le eccezioni del mondo per cui praticamente girano tutti. Hanno vinto le filiali delle banche che poi non hanno più fatto le banche, sono finiti in tutti i nostri piccoli paesi, ci servono una decina di agenzie immobiliari in un piccolo paese che una volta aveva un'osteria e una decina di filiali di banche, cose incredibili, e hanno perso i calzolai. Poi vi sfido a trovare un calzolaio sul territorio. C'è un calzolaio? Qualche eroe?
Aspetta, Alberto, vero? Alberto, scusate, Alberto è ispirato oggi. A Treviso? Ecco, a Treviso ce n'è uno, è sotto il cavalcavia perché fa fatica a pagare. Allora, perché gli stiamo recupera le scarpe che scendono dal cavalcavia. Possiamo scrivere una poesia su questo. Che cosa fa il calzolaio, signori? Che cosa fa il calzolaio? Sistema le scarpe e poi Ripara. gli dà vita. Nome? Ilaria dice: ma sei fuori tempo, non si ripara più, si butta via. È questo che ha fatto saltare i calzolai, non il fatto che abbiamo scarpe che non si consumano più, perché oggi abbiamo scarpe che si consumano così tanto che sono irreparabili, sono proprio da buttare quando sono state fatte. Oggi non si ripara più nulla. Guardate che voi è il calzolaio che educa i vostri ragazzi, non voi che educate i vostri ragazzi, perché io educo alla riparazione delle cose e delle relazioni, educo all'usa e getta delle cose e delle relazioni. Le relazioni sono impegnative, feriscono, vanno riparate, aggiustate, perdonate. Ma se tutto ciò che mi circonda va usato e gettato via, anche le relazioni vanno usate e gettate via. Guardate soltanto l'evoluzione della dinamica di coppia in questi ultimi anni. Si usa, si getta quando non funziona più, non si ripara, non si perdona. Tutto ciò che ci circonda noi usiamo e gettiamo. L'arte della riparazione, che era figlia di questa terra di abili mani d'artigianato, non esiste più. Lo stesso rapporto che noi abbiamo con le cose ce l'abbiamo poi con le persone, perché tutto ciò che respiriamo, viviamo ogni giorno ci educa, ed è questo il Golia di cui vi parlavo prima. Se voi avete in mente una sfida di questo tipo, cioè educare i ragazzi alla relazione col territorio, dovete sapere che davanti avete Golia, che ogni giorno insegna un'altra cosa, ma si può vincere, però vi dovete preparare bene. Prego. Bisogna riparare anche il territorio. Nome? Enrico? Bisogna riparare il territorio? Da che punto di vista lo intendi? Visto che lo usiamo e lo gettiamo, tutto il resto forse bisogna intervenire anche per riparare. Cioè qui tu dici la parte ambientale, naturale? Tutto. Case abbandonate, fabbriche abbandonate, le discariche abbandonate. Ok, allora Enrico ci richiama a questo, no? Ripara il territorio anche, ma va e ripara la mia casa. Era questa di francescana memoria. Grazie, prego. Stefano? Non si insegna neanche più a costruire, però. Per cui riparare. Interessante. Se non si sa costruire non si è neanche in grado di riparare. Perché non si conosce come Stefano ci ha portato la luce, no? È vero. Se tu non sai costruire, come puoi riparare? E infatti è ciò che è stato costruito che può essere riparato, non può essere uno stampo di fabbrica e basta, perché lì non si riesce a intervenire. L'artigiano, qualcuno prima mi ha detto, ma non l'ho perso, che il calzolaio ripara le suole di cuoio. Eri sempre tu, vero? Infatti poi dovrebbe, appunto, perché la scarpa è costruita in funzione di essere mantenuta e riparata. Quindi... Cioè lui può intervenire sulla scarpa di cuoio, che ha una storia, che ha una competenza, che ha una lavorazione particolare, che ha un tempo, che ha una stagionatura, che ha una lavorazione. Una scarpa di cuoio non finisce più. Infatti sì, ha senso ripararla, dentro si ripara tutta quell'arte e si conserva l'arte di costruire. Anche qui, molto interessante. Io riesco a riparare il territorio se so costruirlo, riesco a riparare le relazioni se le so costruire, perché le relazioni vanno costruite. Mi piace questo passaggio, andiamo avanti, abbiamo quasi finito. Ha perso la città, ha perso un sogno, è il ritornello, abbiamo perso il fiato per parlarci, ma abbiamo visto che abbiamo perso i luoghi per parlarci, perché sono tutti luoghi affollati e rumorosi.
Cioè tutti quei luoghi che hanno molta concentrazione di persone sono affollati, numerosi, di una folla solitaria sostanzialmente. Quindi educarci alle relazioni dove non ci sono più spazi dove fare questa forma di palestra è un'ambizione che oggi qui a Jesolo ci diamo ed è molto 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 impegnativa. Va bene, ok, grazie Rachele. Spegniamo, no, allora lascia pure così e poi facciamo vedere un'altra cosa. Altre domande? Passiamo alla seconda parte. Allora, il tema è educare i ragazzi, il mandato è stato questo, no? Alla relazione con il territorio. Sull'educare non vi dico niente, siccome le parole hanno un significato, non peso, l'abbiamo imparato anche ieri con Dotti sicuramente. Sull'educare non vi dico niente perché sapete tutto. Voi di educare parlate sempre, ovunque, no? Fate corsi, insomma non vi dico niente. Sui ragazzi non vi dico niente perché insomma, è il vostro pane quotidiano. Alla relazione con il territorio, allora dico, sulla relazione dico qualcosa, no, perché sono esperti, sul territorio allora potrei dire qualcosa, però come faccio a parlare del territorio se non parlo della relazione? Altro punto. Io in quel momento sono entrato in difficoltà e ho detto non posso parlare di territorio se non parlo di relazione. Quindi non si dà, qualche ingegnere seduto tra di voi o qualche matematico, non si dà territorio senza relazione, va bene? Non si può affrontare questo argomento. Chi pretende di parlare di territorio senza relazione non sta parlando di territorio. Allora, per fare questo ho bisogno di alcuni volontari. Ci sono alcuni volontari che possono venirmi ad aiutare qui in scena? Qualcuno in fibrillazione, il contestatore di turno, che così lo muoviamo un po'? Dai, mi servono almeno 4 persone. Ma intanto una. Bene, vieni. Avanti, nome? Eccolo qua. Eccolo lì, benissimo, ok, ottimo, bravissimo. Allora, benissimo. Allora, abbiamo i nostri volontari, parliamo allora di relazione. Partiamo da te, nome? Piero, prego. Apri pure questo cartello. Allora, la nostra R di relazione. Come potremmo definire la relazione? Non vi chiedo una definizione complicata, la chiedo tipo quella di Papa Francesco sul potere, no, di Papa Benedetto XVI sul potere, no? Cioè una cosa così stringata, essenziale, una cosa facile, no? Potere, dovere di servizio, quindi relazione? Necessità di vita. Siamo adesso qui emerge il lato filosofico degli ma tu non eri il costruttore, scusa, l'uomo ruvido, necessità di vita, è anche profondo, Alessandro, prego, poi azione reciproca, scambio di idee, dialogo, incontro, collegamento, legame, compromesso. Allora, secondo voi qual è l'obiettivo ultimo di una sana relazione? Intanto prendo un po' d'acqua. Che combina tutti. Ah, conviene. Sì. Scambio è L'arricchimento. Cosa? in termini sociali Conviene in termini sociali. Il fine ultimo, proprio la felicità. Bello. Nome? Simone, quando avrò bisogno di tirarmi su ti darò di nuovo la parola perché c'è un po' di speranza in questo mondo. In termini educativi, costruire qualcosa?
La crescita? Andiamo un po' di là. Se io metto tutte insieme queste cose, che cosa succede? Che attraverso la relazione unisco? Costruisco? Conosci l'altro. Vado più avanti? Ti chiami? Era tutto qui in Margherita. Margherita dice: conosci te stesso. Il dramma di quello che credo consapevolmente scriveva Niccolò Fabi era quello che, togliendoci lo spazio delle relazioni attraverso l'omologazione, vedremo perché, noi non conosciamo più noi stessi. Se non conosciamo noi stessi è impossibile l'educazione, perché l'educazione significa tirare fuori da noi stessi quello che siamo, ma quello che siamo non lo scopriremo mai se non lo tiriamo fuori. E qual è il modo per tirare fuori quello che siamo? Attraverso l'educazione. Ma cosa vuol dire educare allora alla relazione? Cioè il fine ultimo della relazione non è aiutare gli altri, non è amare gli altri, non è mettersi a servizio, non è uno scambio, il fine ultimo è la costruzione della propria identità. Allora, nome? Michele. Allora, la relazione, tieni aperto. Il fine ultimo è la costruzione della propria identità per essere felici. Ed è vero. Noi siamo unici, irripetibili, nella misura in cui non veniamo omologati, ma siamo unici e ripetibili non per quello che siamo, ma per quello che scopriamo di noi stessi. Perché se non scopriamo niente, rimaniamo bellezze tutte uguali nei locali modaioli. Cioè non siamo unici e ripetibili per definizione. Anche su questa espressione io ho qualcosa da dissentire, farei un po' di servizio di disordine e non di servizio d'ordine. Non siamo unici e ripetibili giusto per il fatto che esistiamo. Siamo unici e ripetibili nella misura in cui accogliamo e incrociamo relazioni che scatenano in noi la nostra identità. E nella misura in cui riusciamo a costruire la nostra identità, riusciamo a compiere la nostra vocazione, a tirar fuori i nostri carismi, i nostri talenti e a metterli, allora sì, a servizio della comunità. Ma una persona che non ha un'identità strutturata è una persona che non è utile alla comunità. Lì si aprono spazi di disagio oppure di incompiutezza. Sul disagio dobbiamo intervenire, sull'incompiutezza è una sottrazione di valore a quella comunità che genererà disagio. Cioè la comunità ha in sé i cirenei per far fronte alle croci, ma se quei cirenei non si sono dati la possibilità di passare di là, quella croce non sarà portata da nessuno, franerà su quella comunità e ucciderà quella comunità. Quindi i luoghi e gli spazi di relazione sono alla fine finalizzati per costruire la nostra identità, altrimenti noi non scopriamo noi stessi pienamente e quindi non siamo felici. Alla fine l'obiettivo ultimo della nostra esistenza è quello di capire bene perché siamo venuti a questo mondo. E come lo capisco? Non sui libri di psicologia, o non solo sui libri di psicologia, ma attraverso l'apertura che mi do con gli altri, costruisco la mia identità. Quindi fate un passo avanti. No, ma scusami, Piero e Michele. Allora, vieni di qua, Michele. Il fine ultimo della relazione è la costruzione di solide identità per portare tutto quello che mi è possibile dentro la comunità, altrimenti rimangono anestetizzate
queste potenzialità. Guardate, anche nella comunità scout, quante identità rimangono parzialmente sviluppate? Potrebbero dare di più, o potrebbero dare così tanto di più da mettere in discussione la comunità scout stessa e magari fargli fare un salto di qualità, fargli fare un'evoluzione epocale, non lo so, o magari essere così anestetizzate da non uscire più dalla comunità scout quando dall'altra parte c'è bisogno di un servizio importante. Abbandonare un po' quella comunità per mettersi a servizio di qualcos'altro. Tanto è stata forte la mia identità che ho costruito dentro questo percorso di crescita, che mi ha fatto incontrare molte relazioni. Ma come avviene il passaggio? Non è un passaggio immediato tra R e I, non è un passaggio immediato. Cos'è che ci permette di fare quel passaggio? Enrico, vieni qui. Noi lo mettiamo qua, tu lo giri. R di I, le relazioni mi permettono di giungere al compimento della mia identità attraverso una D. D? Dialogo è proprio una risposta da educatore, bella, bella. La dinamica, già siamo più psicologi. Diversità, ci siamo quasi, è interessante, però non è quello. Dibattito, non è quella. Disponibilità va sempre bene, in tutte le cose ci vuole un po' di disponibilità, vero? Se non ci vuole un po' di... Discernimento. Applauso, questo è sul discernimento, le diocesi si sono... Nome? Enrico. Ragazzi, sul discernimento non siamo così avanti, Enrico. Ti chiami? Alessandro, grazie. Guardate, questa faccia qui a cui voi non avreste dato credito, grazie Alessandro, ci permettiamo qualche battuta. Le differenze, chi è che mi ha detto diversità? Nome? Pietro, prego. Anche tu? Ma tu hai detto io, ma tu chi sei? Rino. Ah, scusami, ho capito io, dico io, vabbè, insomma, una concezione abbastanza solida dell'identità. Allora, ho capito, le differenze, che differenza c'è tra differenze e diversità? Sono sinonimi? Oh, sì o no? Eccola là, colpita. Nome? Michela. Hai detto di no? No, diversità. Poi pensa alla parola divergere, diversità, prendere strade completamente diverse, divergere, convergere, divergere. La mia relazione, l'avete scritta anche voi, con la diversa abilità, non rimasto. È difficile avere una relazione con una diversità. State le parole, andiamo proprio in strade diverse. È difficile avere una relazione con la diversità. E la diversità è sempre diversità. Va da un'altra parte, c'è un'altra volontà. La differenza è un'altra cosa. Prego. La differenza è sempre tra due cose. Interessante. La differenza ha bisogno certamente di qualcun altro, perché senza qualcun altro non c'è differenza. Questo anche la diversità in realtà. Però è interessante, cioè io non ho differenza senza l'altro. L'altro è un portatore di differenze, è un portatore sano di differenze. L'altro è un portatore sano di differenza. Le altre associazioni, anche l'Azione Cattolica, vi dico, è un portatore sano di differenze. Non ditelo troppo. Ecco, è un portatore sano di differenze. Le differenze rimandano alla nostra identità. Cioè io ho bisogno di differenze per capire chi sono io e chi non sono io. Differire significa proprio rimandare a quello che non c'è in me e che c'è nell'altro, che non c'è nell'altro e c'è in me. Senza l'altro che ha questa differenza
da me, io non capisco che cosa ho io. È chiaro? Cioè noi non possiamo costruire identità senza le differenze. Sembra un paradosso. Dici no, se siamo tutti abbastanza omogenei riusciamo a consolidare un'identità. Bene, quella è la morte di quel gruppo, di quella comunità, di quello stato, di quell'esperienza storica, di quel partito. È morto. Quel partito è morto, quel gruppo è morto. È nella differenza che io educo la mia identità, che io provo con la mia identità. Vi è chiaro questo passaggio? E a seconda di come accogliamo le differenze costruiamo l'identità e riusciamo ad avere una vera e propria relazione. Ma noi le differenze le possiamo, signori, accogliere e quindi sederci, è impegnativo, dobbiamo capire, eccetera. Oppure le possiamo rifiutare, le eliminiamo le differenze e infatti abbiamo la società dell'omologazione. Oppure ci teniamo soltanto le differenze, quelle estetiche, superficiali, e quindi il tatuaggio, queste robe qua, per cui adesso chi non ha un tatuaggio è un diverso, d'accordo? No? Anche chi ne ha uno solo, diciamo così, no? Quindi io vi prego che fra 4 anni vorrei vedere tutti tatuati. Beh, quelli erano marchi distintivi che marcavano una differenza e oggi sono diventati omologazione piena, non dicono più niente. Allora noi le differenze, come dicevo, le possiamo accogliere, le possiamo rifiutare, oppure le possiamo selezionare? Cosa vuol dire selezionare? Nel senso che selezioni quali vanno bene e quali no, senza, accettando in parte solo. Ti chiami? Giacomo dice: io posso selezionare le esperienze, prendo quelle che buone da quelle cattive. Sì, beh, come l'esempio dei tatuaggi, dico, i tatuaggi rossi vanno bene, quindi lì no. Ok. E le differenze si prendono tutte. Non si può fare selezione delle differenze. Perché? Perché le differenze stanno dentro un'identità complessa, che è lui. O la prendo tutta o non posso prenderlo. Ok? Questo è l'altro limite importante che ci educa alla relazione. Mia moglie l'ho dovuta sposare tutta. Una fatica anche, no? È una grande bellezza, è una grande fatica. Non potevo selezionare le differenze. Guardate che nel momento in cui le seleziono, uso e getto la relazione. Infatti io le differenze le posso accogliere, eliminare, rifiutare oppure usare. Guardate che questo è molto evidente nella dinamica di coppia, soprattutto nella dinamica sessuale. In un rapporto etero la differenza è indispensabile, giusto? La posso accogliere come dono, la posso usare, perché altrimenti non c'è rapporto, d'accordo? Giusto? Lì la differenza è assolutamente fondamentale. Ecco perché, signori miei, le differenze sono identitarie. Anche la differenza fisica, corporea, è costitutiva dell'io. L'altro Golia che abbiamo davanti oggi è addirittura l'omologazione della differenza per natura. Il gender, transgender, eccetera, 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 ce ne possiamo inventare di tutto e di più. Oggi le grandi società di consulenza, ad esempio, quando costruiscono i report, i famosi bilanci sociali, i bilanci integrati, i report sociali di multinazionali, tolgono, a seconda di come, in che lingua è scritto questo report, se per esempio è scritto in italiano, tolgono l'ultima lettera e la sostituiscono con un trattino, così non è né femminile né maschile, avete capito? Siamo addirittura a questo livello di adeguamento di una mentalità che avrebbe bisogno di un grande servizio di disordine. Cioè la differenza è costitutiva dell'io,
anche la differenza fisica, e la relazione con gli altri dovrebbe permettermi di costruire l'identità. Quando in un percorso di crescita, come un giovane di 14, 15 anni, 16 anni, comincio a maturare la mia identità sessuale, fisica, di personalità, relazionale e via dicendo, e non incrocio portatori sani di differenza ma omologazione, io se ho un dubbio mi porto dietro quel dubbio fino alla fine, perché non incrocio contesti che riescono a rimandarmi la mia identità e la differenza che ho con gli altri. Quindi, ripeto, le differenze interrogano le identità. Io mi relaziono con la differenza e la differenza interroga in ogni caso l'identità. Se non c'è differenza, non costruisco una sana identità. E quando si usano le differenze abbiamo a che fare con un'altra parola molto importante. Qui ho bisogno di un altro volontario. Ah, ecco qua, sì, il nome? Hai ragione. Chiara? La C di Chiara? Mettiti pure lì. No, dove eri prima? La C di Chiara. La C di Chiara, quando dicevamo si usano le differenze, ad esempio ho detto nel rapporto di coppia, ma potremmo dire in tanti altri rapporti, nelle relazioni di fatto, quelle opportunistiche, quelle interessate, giusto? Si usano le relazioni, cioè io sto con te solo perché tu hai qualcosa che mi interessa, e quindi cosa faccio? Faccio una selezione delle differenze, giusto? Sto con te, in quel caso io consumo le relazioni, consumo la relazione, ma non è forse la logica dell'usa e getta? Io prendo una cosa perché ha quelle caratteristiche, consumo quelle caratteristiche, quando ho finito di usare quelle caratteristiche butto la cosa. Quindi c'è una C che può essere consumo nella misura in cui io uso le differenze che mi circondano, ed è indispensabile, non posso fare a meno di usare le differenze che mi circondano, d'accordo? Perché ne ho bisogno per mangiare, per nutrirmi, per relazionarmi, per lavorare. In tutti i contesti noi usiamo le differenze, anche nel territorio. Io uso il territorio, le cave, no? Seleziono il territorio, mi prendo solo i marmi, il resto lascio lì una montagna sventrata, giusto? Mi prendo questo lotto di terra, ci costruisco un centro commerciale, il resto lascio lì un territorio senza luogo. Seleziono le differenze che mi interessano, non ho una visione integrale. Se non ho una visione integrale dell'uomo non ce l'ho neanche del territorio. Infatti la nostra missione educativa è una missione integrale, e così come guardo all'integralità dell'uomo dovrei guardare all'integralità e all'armonia del territorio. Oggi noi invece abbiamo guardato sempre per spazi circoscritti e stiamo guardando spesso alle persone per differenze, per caratteristiche circoscritte. Ma quella C, nella misura in cui... quando io uso le differenze sono anche indifferente. Cioè, se io uso le differenze sono poi, e uso quella persona e uso quel territorio, sono anche indifferente a quella persona e a quel territorio. Cioè quella lì mi lascia. L'indifferenza è proprio quando non mi provoca niente, capito? L'indifferenza è il contrario della differenza. La differenza mi provoca qualcosa, mi fa salutare qualcuno, mi fa accorgermi di lui, mi fa intervenire sul territorio, mi fa indignare. L'indifferenza cosa fa? Non mi provoca proprio niente, né sentimenti positivi né negativi. Alla fine io uso e consumo quella cosa e mi lascia così come l'ho incrociata. Quindi quando io consumo qualcosa c'è una sorta di indifferenza. Quando io consumo un rapporto con una persona, poi con questa persona, se solo quella era la logica di usare quella differenza, anche un rapporto sessuale, poi ne sono indifferente.
non mi interessava la persona, non mi interessava il territorio, non mi interessava la sua complessità, il suo mistero, d'accordo? Però nella misura invece in cui io accolgo la relazione, quella C ha bisogno di trasformarsi in una C di cura, da consumo a cura, è sempre la stessa C, dobbiamo solo decidere che cosa farne. E allora c'è la dimensione della cura, e quando si cura una cosa si ripara. Ecco che torniamo all'inizio. Solo una cosa di cui si ha cura si ha interesse di riparare, vero? Una cosa di cui non si ha cura non si ha interesse di riparare. Allora scusate un attimo, la domanda iniziale è: come possiamo educare i ragazzi alla relazione col territorio? Insegnando certamente a costruire e riparare, ma prima di tutto a dare la motivazione per costruire e preparare, cioè insegnando la cura. I nostri ragazzi sono educati alla cura delle cose che potrebbe essere strumentale per voi passare come informazione, no? E poi delle persone. Curano le loro cose, curano le loro persone. Sono educati alla cura i vostri ragazzi. Dove fanno esperienza di cura? In famiglia, perché trovano un piatto caldo. Molti di quelli non trovano neanche un piatto caldo. Quando arrivano a casa trovano un microonde che in pochi secondi costruisce quel piatto caldo e si perde lo spazio di cura lì. Lì non c'è più l'attenzione umana alla cura. Sono educati alla cura dei propri oggetti? Ma se cambiano velocemente vestiti, bicicletta, non vivono più la dimensione dell'attesa di una cosa, del sacrificio, della costanza, dell'attesa, del desiderio. Guardate che tutte queste componenti fanno parte della cura. Più grande è stata l'attesa, più grande sarà la cura. Più grande è stato il desiderio, più grande sarà la cura. Se non c'è attesa, se non c'è desiderio, se c'è immediatezza, se non c'è sogno, ho il sogno di avere quella cosa lì e quindi ho l'attesa di, costruisco di, faccio un po' di fatica per averlo, metto da parte qualcosa e allora ne avrò cura. Se non c'è tutta sta roba qua, non si insegna la cura. Chiaro? È vero, sto dicendo delle grandissime banalità, ma come possiamo educare i ragazzi alla relazione con il territorio se non passiamo attraverso la cura, quando dobbiamo sapere che loro sono educati esclusivamente al consumo di cose e persone? Non prendiamoci in giro, non è possibile educare alla relazione con il territorio se noi non affrontiamo l'ambiguità della C di Chiara. È cura o è consumo? Io sono educato alla cura o al consumo? Guardate, anche al consumo di titoli di studio, di voti a scuola, è consumo. Li devo collezionare, devo andare avanti, devo essere competitivo, eccetera, eccetera. Sto consumando posizioni. Non le sto curando, non mi stanno interrogando, non mi sto interrogando se servano o meno o in che modo possano essere a servizio. Sto collezionando, accumulando e non liberando. La cura è liberazione, il consumo è accumulo, è liberazione di energie, è dovere di servizio appunto. Io credo che su questo il grande Golia stia qui. Oggi siamo educati al consumo e non alla cura, e quindi il consumo non ripara, la cura ripara. E quindi, scusate, se il consumo generava indifferenza, guardate, ragazzino, gli regali una cosa nuova, ah che bella, dimenticata, indifferenza piena, giusto? Indifferenza piena, non l'ha attesa, non l'ha voluta, non l'ha cercata, non sapeva neanche che cosa cercare, vuole le tue attenzioni e tu copri con altre cose. Invece la cura attraverso la riparazione permette il perdono, mentre l'altro è l'assenza di sentimento, cioè l'indifferenza. L'altro addirittura genera, la cura genera la riparazione, quindi permette il perdono. Il perdono con me stesso che non sono stato all'altezza, e quindi quando uno perdona se stesso cresce in identità. Il perdono degli altri, delle altre differenze che mi feriscono, perché le differenze ti feriscono,
ti fanno vedere quanto sei fuori dal mondo, quanto sei incompleto, o quanto male ti fanno perché qualcuno è invidioso di te perché sei troppo completo, d'accordo? E quindi cosa faccio? Evito le relazioni con gli altri, chiudo tutta questa parte e costruisco un'identità tutta mia, chiudete pure, un'identità tutta mia che finisce giù da un balcone, che nel momento in cui mi viene fatta notare una differenza da qualcuno, che sia mio padre, mia madre, il passante, il capo scout, io non ce la faccio più e quell'identità la sopprimo. È una fragilità dell'identità incredibili, perché? Perché non sono strutturate dall'educazione con la differenza. Infatti non sono identità quelle che abbiamo davanti. Educate, ripeto, molto spesso al consumo di cose e non alla cura delle cose. Aprite pure. Allora, abbiamo detto educare i ragazzi alla relazione e adesso tiriamo dentro il territorio. Altro volontario? Velocemente? Prego. Prego, vieni. Alberto, vero? Allora, mettiti pure qua. Allora, il territorio. Il territorio ha un'identità. Spesso parliamo di territorio senza identità, o no? Bene, fai un passo avanti, Alberto. Il territorio ha un'identità, oppure non ha un'identità. Per esempio si dice quel paese è un dormitorio. Cosa si dice? Che di fatto non viene vissuto, non ha un'identità. Oppure quel paese ha perso la sua identità. Si dice, no? L'identità, da che cosa è data di un territorio? L'identità marca una differenza da un altro territorio, perché se i territori fossero tutti uguali non avrebbero identità, giusto? Invece noi veneti sappiamo bene che ogni paese, ogni dialetto, ogni cosa, ogni parrocchia ha la sua identità, è vero o no? E quell'identità è marcata da, prego, vieni avanti, è marcata da alcune differenze. E di nuovo troviamo la dinamica che sta dentro la relazione, la troviamo sul territorio. Infatti quella persona non è sufficientemente strutturata, non ha una forte identità e ce l'abbiamo. Quel territorio è un territorio che non si capisce, sono i nuovi palazzi, no? Assolutamente anonimi, tutti uguali, tu ti perdi lì in mezzo e non capisci dove sei, ti perdi in un paese di 50 anni fa e ritrovi un certo orientamento. Perché? Perché lì ci sono delle differenze che ti fanno capire un'identità, dall'altra parte c'è l'omologazione, nell'omologazione tu non capisci dove sei, ma se non capisci dove sei non capisci chi sei, non capisci cosa stai cercando, cosa stai facendo lì, capite? Mentre nell'altro paese capivi bene se stavi in patronato, se stavi nel bar davanti a casa, se stavi nella strada consolare a frequentare altre, capivi bene, capito? Mentre qui in certe situazioni, in certi contesti urbanistici, la nostra città, noi perdiamo la logica delle differenze e dell'identità. Quindi anche il territorio completa la sua identità attraverso la salvaguardia delle differenze. Quindi io, educando ad una sana relazione i ragazzi, li educo già ad una sana relazione col territorio. È chiaro? Perché questo? Fai un passo in avanti. Perché il territorio è lo spazio delle relazioni, quindi il territorio è ambiente, è relazione è natura, no? È creato, come si dice, ma in realtà lo spazio delle relazioni è il territorio. Quindi è per questo che ci siamo detti che non potevamo parlare di territorio senza aver esplorato la relazione. Io volevo solo dimostrarvi che dentro la relazione, questo RD, di fatto questo D sono gli stessi elementi costitutivi del territorio, che poi diventa un macro insieme dove dentro stanno le relazioni. Dentro ci sono le relazioni anonime genereranno un territorio anonimo. Oppure, laddove si marcano ancora delle differenze, diventerà un territorio assolutamente finto, omologato,
D'accordo? Infatti ci sono territori nel mondo che sono assolutamente repliche di altri territori. Voi perché se andate negli Emirati Arabi, tutta questa esaltazione del lusso, Dubai e via dicendo, ma che roba è quella lì? C'entra qualcosa con Dubai, con gli Emirati, con la cultura beduina del posto, eccetera? La palma in mezzo al mare, che cosa c'entra? Quella lì è la perdita totale di identità e di differenze. Infatti quei luoghi possono essere replicati ovunque, sono i famosi non luoghi, che non dicono niente rispetto all'identità originaria, d'accordo? Quindi gli stessi elementi, fine della relazione, gli stessi elementi della relazione costitutivi sono gli stessi elementi del territorio, e sono pochi. Il nostro sforzo è anche quello di semplificare molto, sono pochi. A questo punto, Chiara, vieni qui, sostituitevi, cambiatevi voi, Chiara e Alberto, forse fate un passo in qua perché forse la telecamera non vi riprende. Eccoci, noi abbiamo la possibilità di consumare il territorio, le relazioni che ci stanno dentro, le identità che ci stanno dentro, buttare i carismi che ci sono dentro, le identità, i cirenei, quelli che possono marcare la differenza, quelli che possono avviare un processo di cambiamento, oppure possiamo curare il territorio, curando le relazioni, eccetera, eccetera. Insomma, a me sembra che tutto si tenga dentro la dinamica relazione, territorio, accoglienza delle differenze. Guardate, sul tema degli immigrati, peraltro, che cosa stiamo dicendo, no? Che cosa stiamo facendo? Quando un paese non riesce a sfruttare l'occasione di accogliere la differenza dell'altra religione, ad esempio, dell'Islam, la conoscenza dell'Islam, che sarebbe una straordinaria occasione per risvegliare la nostra identità religiosa, che non abbiamo mai fatto. Perché essendo tutti uguali non ci siamo mai interrogati su questo, e quindi non ci siamo mai impegnati su questo, e quindi non ne sappiamo niente, non abbiamo una cultura biblica in realtà. Ma attraverso l'incontro, ad esempio, con l'altra religione, potremmo risvegliare la nostra cultura biblica come comune appartenenza o come differenza, giusto? E in quel caso sarebbe stato un grandissimo arricchimento. Cioè non è l'altro che mi porta alla ricchezza, è l'altro che mi provoca a tirar fuori la mia ricchezza. Mi sono spiegato? Invece noi accettiamo questa cosa curiosa in cui io non voglio la ricchezza dell'altro, ma l'altro non mi porta la sua ricchezza, l'altro con se stesso provoca l'emergere della mia ricchezza. Quando io rifiuto l'altro, cioè rifiuto la differenza, impedisco alla mia identità di emergere completamente. Questo volevo dire. Noi non portiamo dentro niente da fuori, dobbiamo solo fare questo sforzo di tirar fuori tutto quello che siamo dal territorio e dall'identità. È abbastanza chiaro, ho voluto collegarmi anche, no, al tema dell'educazione, ma ripeto, io vi suggerirei di lavorare molto sulla C, perché è molto vicina ai ragazzi questa cosa. Vi faccio un esempio: quando negli asili oggi si comincia a fare l'orto, e quindi i ragazzini piantano la piantina di pomodoro e scoprono incredibilmente che il pomodoro nasce su una pianta verde, comunque è una scoperta, e ne hanno minimamente cura, e lì fanno esperienza di questa cosa, dell'attenzione, della passione, della motivazione, di un sogno, di un motivo per vivere. La cura diventa poi un motivo per vivere. Se io non ho cura di niente, il balcone, buttarmi dal balcone è la cosa più elementare che c'è. Quindi l'educazione alla cura, anche banalmente quella cosa lì, educa alla cura. Va bene, allora, qui ci siamo. Tu stai spegnendo? No. Sto accendendo. Sto accendendo. Ah, bene. Ah, grazie. Io vorrei farvi vedere un filmato che riguarda Monselice, Padova. C'è qualcuno di Monselice? Ci siamo già visti? Con il centro Toniolo? Monselice, attività di questo tipo. Ecco, ricordami il nome? Flavio. Allora,
Qualcuno della Bassa Padovana? Dei Colli Euganei? Ecco, c'è qualcun altro qui? Benissimo. Bene, allora vorrei farvi vedere un caso. Serve la password. È andato in stand-by. Asus maiuscolo 2015. Allora, è un caso dove, scusate, c'è un territorio, un caso concreto, perché poi la difficoltà che abbiamo tutti i giorni è questa. Fare una relazione, parlare di qualcosa è una cosa, applicarla è tutta da vedere, no? Allora io volevo farvi vedere questa cosa perché è l'esperienza concreta di quello che ci siamo detti. Il tentativo di curare relazioni e territorio in un territorio dove le relazioni erano andate a quel paese, c'era stata una pesante frattura e il territorio era stato pesantemente violentato. Allora abbiamo preso il caso peggiore per capire se lì nelle ceneri si poteva recuperare qualcosa e serviva un catalizzatore, cioè qualcuno che avesse questo sogno di provare a prendersi cura di relazioni e territorio per costruire un progetto comune. Serviva un catalizzatore. Io credo che oggi l'ambiguità che abbiamo sulla C di cura e di consumo ci dice anche una missione per le nostre comunità, che è quella di catalizzare le energie possibili, metterle insieme e anche offrirsi come strumento per questo, perché nessuno fa il primo passo, ecco, nessuno fa il primo passo. Forse la vostra associazione, che è una delle poche ancora solide e sane, guardate che dentro tutto questo ragionamento qua ci potremmo anche dire: qual è il ruolo delle associazioni? Chi è che si fa carico della cura del territorio e delle relazioni? Per statuto non deve farsene cura né le istituzioni, gli enti locali, eccetera, né le organizzazioni economiche, via. È solo la società civile organizzata che può farsene carico, Cioè i custodi del territorio e delle relazioni sono le associazioni, sono i corpi intermedi, i gruppi. Qual è il problema? Perché stiamo minando profondamente le associazioni e il territorio? Perché non ci sono più corpi intermedi che se ne prendono cura. Non ce ne sono più. Siamo lo Stato, il paese che ha più associazioni iscritte all'albo al mondo, ma buona parte di queste sono finte, non fanno la loro vera missione, che è quella di essere custode di un territorio e di una relazione, la custode anche di quei valori. Allora, la testimonianza, ringraziamo i nostri amici, d'accordo? Mettete pure giù i cartelli, prego. Quelle che ci sono non si parlano tra loro. Ah sì, beh certo, sì. Beh, infatti la relazione, diceva bene Alberto, le associazioni rischiano di essere autoreferenziali, invece sarebbe molto interessante il loro approccio con l'altra associazione che porta delle differenze, perché quella differenza lì interroga il mio gruppo, la mia appartenenza al gruppo, va bene? Poi alla fine rimaniamo di un gruppo e non sappiamo neanche perché ci siamo dentro. Allora, vediamo questo filmato di Monselice. Prego. Di chilometri a sud di Padova, verso la fine degli anni 50 nascono 3 cementerie, 2 a Monselice e una ad Este, strutture ancora oggi ben visibili anche da lontano, date le dimensioni degli impianti. Così come restano ben visibili le numerose cave sulle pendici dei colli, da dove si estraeva il sasso calcareo, materia prima necessaria per la produzione di cemento. Ferite irrimarginabili che hanno modificato il profilo stesso dei colli. D'altra parte, cave e cementifici costituivano una delle principali attività economiche del territorio. All'inizio degli anni 70 venne vietata nella zona dei Colli Euganei l'apertura di nuove cave e disposta la chiusura di tutte le cave di materiale vile, da Riporto, Pietrame e Pietrisco. In seguito venne costituito il Parco regionale dei Colli Euganei, comprendente 15 comuni per una superficie complessiva di oltre 18.000 ettari. E nella legge istitutiva si definiscono i cementifici incompatibili con le finalità del parco. Nei primi anni 2000 i cementifici contavano circa 500 dipendenti, oltre ad un considerevole indotto.
ma da quel periodo iniziano le prime istanze dei cementifici per utilizzare combustibili alternativi, farine animali, prodotti di scarto di altre lavorazioni. Iniziano i primi dibattiti pubblici sulla salvaguardia dell'ambiente, la salute, il lavoro. A inizio 2009 il gruppo Italcementi chiede le autorizzazioni per la ricostruzione del proprio impianto cosiddetto revamping. Ciò causa numerose polemiche ed una frattura trasversale sia tra le forze politiche del territorio sia nella società civile. Da una parte i favorevoli che portano a giustificazione la tutela dell'occupazione, d'altre i contrari che sostengono la salvaguardia dell'ambiente e conseguentemente della salute di tutti i cittadini. Il contrasto, diciamo, con la concorrenza dei due diritti, il diritto al lavoro e il diritto all'ambiente e quindi alla buona salute, era presente in MUS16 da tanti anni. Vari comitati di carattere civile si battevano per l'uno o per l'altra cosa. Questa è la comunità del Carmine, nel cui territorio sorge lo stabilimento di Italcementi oggetto del revamping. Doveva essere ricostruito tutto l'impianto dello stabilimento di Italcementi con la costruzione anche di un grande cammino di quasi 100 metri che ovviamente aveva suscitato qualche perplessità. Qui vivono numerose famiglie con bambini piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e qui vicino c'è lo stabilimento oggetto del revamping. Le famiglie che frequentano la comunità alla domenica si ritrovano divise perché famiglie di lavoratori e famiglie magari con bambini piccoli che hanno a cuore la salute e il futuro dei loro ragazzi. Questo diventa una questione importante nelle relazioni e soprattutto nel momento in cui si vive la messa domenicale, una messa dove si arriva allo scambio della pace e si deve fare comunione, comunione che diventa un dono di Dio difficile da vivere. Numerosi dibattiti, manifestazioni pubbliche, raccolte di firme sono state organizzate dai comitati per sensibilizzare la cittadinanza sul problema dell'inquinamento, come pure manifestazioni di protesta e volantinaggio sono state fatte dai lavoratori a tutela del posto di lavoro. Dinanzi a questa situazione di divisione all'interno del quartiere, alcuni membri del Consiglio pastorale e parrocchiale hanno deciso di fare una riunione, di illustrare il problema e di chiedere a tutti i membri se fossero contenti di redigere un documento, una lettera da inviare a chi di dovere, perché chi di dovere avesse a decidere dopo aver preso in esame. Avete capito, c'è un problema nel territorio, una divisione tra, voi sentite pochissimo lì in fondo, vero? Perché c'è il passaggio. Sostanzialmente c'è la contrapposizione tra tutelare i posti di lavoro e continuare a violentare il territorio mettendo molte polveri sottili. Cosa succede? Si inserisce il consiglio pastorale della parrocchia che chiede aiuto per capire di fare convergenza. Vediamo come siamo riusciti a costruire questa possibilità. La prima parte, la presente. Vedete, si scrive anche a Luca Zaia. L'attuale situazione congiunturale connessa alla progettualità in atto, cementifici. Cioè il parroco dice, allora ci candidiamo noi comunità cristiana, facciamo solo l'azione cattolica, il servizio dopo la messa, eccetera, eccetera, ma proviamo a parlare con tutte le istituzioni in campo perché ormai la frattura è forte. Nella messa domenicale ci troviamo a darci la mano, io lavoratore e lui papà dei bambini. Potenzialmente pericoloso assecondare tout court le richieste unilaterali di singoli operatori economici senza avere preventivamente delineato a livello politico una progettualità a lungo termine, condivisa, vincolante e saldamente ancorata agli oggettivi valori di riferimento sopra richiamati. Pertanto chiediamo con forza alle signorie loro e alla politica tutta che si mettano in campo senza indugio, con viva coscienza e profonda onestà, tutte le risorse tecniche, scientifiche, politiche e amministrative, peraltro ampiamente disponibili nel nostro territorio, per addivenire
comunicato a firma del parroco e a firma dei consiglieri, i membri del consiglio pastorale parrocchiale. Subito dopo, la mattina dopo, sono arrivati subito i fotografi a fotografare la lettera che era esposta nell'albo pretorio. Solo perché la parrocchia ha inteso scrivere al Presidente della Regione, a tutti gli organi coinvolti, sono arrivati il giorno dopo tutti i fotografi. Che c'entra la parrocchia dentro qui? Che c'entra il Consiglio pastorale? Non è forse ingerenza tra lo spirituale e il corporale? Ha creato all'interno della comunità cristiana e anche nelle singole persone un conflitto ancora più grande. Questo perché ognuno si chiedeva che ruolo dovesse avere la Chiesa e la comunità cristiana. Se dovesse limitarsi a decidere sulle questioni di natura liturgica o di catechesi, o se potesse dire la propria opinione, il proprio pensiero su aspetti che riguardano la vita sociale della comunità. Il direttore del settimanale diocesano La Difesa del Popolo, il 23 maggio 2010, così commenta. Appare di tutta evidenza che le autorità pubbliche sono di fronte al difficile equilibrio tra più esigenze e valori, la tutela dell'occupazione da un lato e la tutela della salute pubblica e dell'ambiente dall'altro. Dopo un periodo di discernimento, il parroco insieme col consiglio pastorale è accompagnato nel discernimento anche dall'ufficio diocesano della pastorale sociale del lavoro, ha deciso di interpellare l'intero vicariato su questa questione, dato che il problema non riguardava soltanto la piccola comunità, ma un insieme di persone ben più ampio. Da Evangelii Gaudium. Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse. Se ne lavano le mani per poter continuare con la loro vita. Altri entrano nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri, perdono l'orizzonte, proiettano sulle istituzioni le proprie confusioni e insoddisfazioni. E così l'unità diventa impossibile. Vi è però un terzo modo, il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto. È accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. Beati gli operatori di pace. Di fronte a questa emergenza che si è venuta a creare nel nostro territorio, come coordinamento pastorale vicariale abbiamo sentito la necessità di offrire un'opportunità, di offrire qualche riflessione che non entrasse nelle scelte politiche, ma che offrisse dei criteri etici, sia se si intendeva percorrere una strada come l'altra. Questo è il vicario invece, no? Parte una parrocchia questa nota e poi se ne fa carico tutto il vicariato. Monselice sente il dovere di inserirsi nel dibattito sul revamping dello stabilimento dell'Itacemento di Monselice, richiamando alla comunità ecclesiale e civile alcuni elementi fondamentali di natura etica che aiutino il discernimento comune. Gli spunti di riflessione proposti a seguire, già condivisi, Centro Toniolo, che è un centro di ricerca e di studio della pastorale sociale del lavoro, e anche dal delegato per la pastorale sociale del lavoro diocesano, Marco, e aiutati da loro abbiamo costituito questo tavolo in cui le varie forze che magari fuori così negli ambienti parroco sta dicendo abbiamo costituito un tavolo in parrocchia dove abbiamo messo attorno a quel tavolo tutti gli attori della questione e anche cercare di approfondire le reciproche. Un parroco di una piccola parrocchia in cui il gruppo di pastorale scusate, non perché sono io, no, ma insomma io qui faccio un po' Alberto Angela. Vediamo questo passaggio, poi chiudiamo il video di fatto, questi due passaggi dove dico io però l'idea interessante che volevo farvi passare è che una piccola comunità cristiana ha preso in mano una questione regionale, poi la comunità cristiana più larga, il vicariato, si è accorto dell'intuizione e l'ha fatta sua, d'accordo? E poi ha chiesto aiuto, perché per fare questo non siamo in grado, quindi non spaventiamoci quando ci relazioniamo al territorio che non siamo in grado di farlo. Qualcuno deve partire, poi troveremo le forze nel territorio che ci daranno una mano. Ok? Allora qui dico, è attorno a questo tavolo del vicariato di Monselice ha convocato istituzioni, partiti politici e comitati attorno a questo tavolo. Un tavolo appunto, un tavolo di condivisione, di comunità, di confronto. Il gruppo ha
lavorato per progredire nella legittimazione reciproca degli attori seduti al tavolo. Ecco, non si è sottovalutata quindi l'importanza del riconoscimento reciproco, cioè l'autorizzazione che ciascuno di noi concede all'altro per intervenire appunto nel dibattito pubblico. Al tavolo vengono fissate... Quindi, di fatto, il primo obiettivo del tavolo era quello di sederli al tavolo, perché tu quando ti siedi ad un tavolo ti devi almeno riconoscere e legittimare l'esistenza dell'altro. Oggi, siccome noi non legittimiamo l'esistenza delle differenze, è chiaro che ogni qualvolta queste si propongono entriamo in conflitto con loro, perché non riconosciamo neanche l'esistenza della possibilità di una differenza. Okay? Allora il nostro lavoro è stato quello di coinvolgerli su altri temi, l'industria, la politica, le associazioni, i comitati che erano già arrivati ai ferri corti. Guardate che qui si è pronunciato il TAR, la Corte dei Conti, c'erano sanzioni importanti anche per i comitati, insomma la frattura in quella comunità è stata generale. Vediamo di eventualmente andare avanti. Buone generazioni. Possiamo parlare di un'esperienza inedita perché in questo caso il metodo è stato quasi più importante del contenuto oggetto della discussione, quasi che il contenuto, l'oggetto della discussione, fosse stato un pretesto per portare al tavolo, un tavolo abbiamo detto di legittimazione e di riconoscimento reciproco, attori che ormai avevano consumato una sorta di frattura. Questo è stato forse il più prezioso contributo che la comunità cristiana del Vicariato di Monselice ha offerto alla politica, alle istituzioni, ai comitati stessi. Allora, qui chiudiamo proprio, quindi il più prezioso aiuto che la comunità cristiana attraverso i suoi carismi, il signore che avete visto prima si chiama Valentino ed è un signore che lavora in banca, che nulla sapeva di queste cose ma si è messo a servizio per fare da catalizzatore di tutte le energie del territorio e il prezioso servizio che ha fatto la comunità cristiana attraverso i suoi carismi è stata quella di far sedere a un tavolo, ad una mensa che è molto liturgica come cosa, cioè al mangiare insieme, d'accordo, i diversi attori, e abbiamo detto che è stato quasi più importante il metodo dell'oggetto della discussione, cioè noi ci siamo accorti, l'apporto che ha dato il Centro Toniolo è che la frattura si era originata non tanto e non solo per l'oggetto del contendere, il revamping, cioè l'ampliamento del cementificio, ma domani potrebbe essere il passaggio di una strada, la costruzione di una rotonda, la chiusura di un ospedale, ma quanto la legittimazione reciproca a costruire insieme una soluzione. E perché questo? Perché non siamo educati alla cura delle relazioni e del territorio. Noi volevamo parlare di sospendere il consumo di territorio senza accorgerci che in realtà lì si stavano consumando da tempo molte relazioni e non c'era un'educazione alla cura delle relazioni. Allora, di converso, quindi, come possiamo educare i ragazzi alla relazione con il territorio? Io credo chiedendo ai ragazzi e credendo ad Agesci Veneto, in un territorio profondamente spaccato che ha conosciuto in pochi anni il Mose, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, il tradimento quindi del territorio, le falde inquinate, l'acqua che beviamo è inquinata, cioè di gente che ha tradito il nostro territorio sotto la nostra complicità, per cui decidiamo se consumare, se curare oppure se essere complici di questa cosa, oppure l'ultima C appunto di essere dei sani catalizzatori di relazione. Grazie e buon lavoro.